Il mini market è tutto, ancora sta in zona rossa, è a Fiastra. E poi c'ho casa sopra, il mini market, 2 piani, tutto, sto in zona rossa, basta. E adesso dove vive? E adesso no, io sto qua giù al mare come tanti altri paesani, siamo in parecchi, alla Pineta, Porto Recanati. Aspettiamo qualche risposta positiva, sia per l'attività e poi i costi delle case. Io non lo ricorderò perché ho 66 anni, però almeno per far riprendere un po' il paese. Noi abbiamo un bel lago. Abbiamo una spiaggia attrezzata a Fiastra, tra l'altro la spiaggia più bella delle Marche fino all'anno scorso, hanno dato il premio 3 vele. E adesso siamo nell'incertezza, ci sentiamo abbandonati e abbiamo bisogno che questi politici dimostrano di essere competenti. Lo devono dimostrare, non a chiacchiere, a fatti. E quindi che danni ha avuto? Ma io grossi danni fortunatamente nelle mie attività non ne ho avuti materialmente, però il danno è che non c'è più nessuno, il turismo non si sa che fine facciamo, noi viviamo di turismo, quindi come andiamo avanti? A me in 2 attività, a me e mia moglie il sussidio di 5.000 euro, 2 attività, 13 persone a lavorare, sussidio di 5.000 euro, io lo rimando questi ragazzi a lavorare. Promessi, ancora non si vedono i soldi. Io abito a Monte San Vito, qui, però 8 mesi dell'anno vivevo lassù. 2 ragazzi che sono per me come figli, le 2 case non ne hanno più nessuna, sono vissuti dentro un camper, con la neve che li copriva. Oltre a quello, che hanno una figlia come degli zingari, c'ha il baule della macchina, il guardaroba, non si fa più.